Sindaco, posso chiedere se c'è qualche possibilità di rimediare all'ondata di questuanti che ci importunano? Perché lì mi dà l'idea, non è il povero quello di cui si parlava, lì c'è un vero e proprio racket, c'è il capo. Allora. E sono fissi, non si può più uscire di casa e certi sono anche aggressivi. Noi abbiamo già la stampa. Non parliamo se si va in ospedale, sembra di essere non nei bassifondi del allora, il problema dell'ospedale noi lo stiamo cercando di far comprendere ai cittadini in tutte le maniere. Noi lo stiamo adesso presidiando dalle 8:15, 8:30, quando i vigili urbani hanno terminato il servizio scolastico, il presidio fanno 2 ore fuori dall'ospedale, che sono le ore più importanti perché c'è l'afflusso più importante di gente che ci va a fare l'analisi. Noi abbiamo analizzato, penso un mese fa, una informazione di giunta fatta dal comandante che ci chiedeva e ci diceva: noi abbiamo utilizzato 187 ore per 2 agenti per 4 mesi, non so, 2 ore al giorno. Noi riteniamo che questo servizio non sia più utile, perché finché lasciamo lì 2 persone vuol dire che non svolgiamo altri servizi, anche perché se presidiamo davanti all'ospedale la gente va di dietro, se presidiamo di dietro e davanti si nascondono dietro Villa Martinelli, quando noi andiamo via questi ritornano. Allora l'unica soluzione era quella di mettere a pagamento. Lei si immagini che noi mettiamo a pagamento i parcheggi fuori dall'ospedale, che poi ci dicono che ci fanno pagare anche per andare in ospedale, e quindi il problema a volte è risolvibile. Tra le altre cose bisognerebbe che ci fosse ogni tanto da solo la polizia, carabinieri, la polizia stradale, la questura, i poliziotti e la guardia di finanza hanno il potere di prenderli, portarli in caserma, identificarli, eccetera. Li abbiamo già identificati, alcuni sono andati via, però non sono i vigili urbani che possono fare queste cose. E se voi andate a parlare con i carabinieri, il commissariato, la guardia di finanza, ti dicono che non hanno né uomini né mezzi, che sono occupati per altre questioni, quindi è un problema irrisolvibile. Sì, no. A me è successo personalmente, ho visto una due dei carabinieri dell'ospedale vecchio che ha fermato 3 di loro, 3 di colore, sono scesi, anche i documenti sono fatti 2 risaltini insieme, i carabinieri sono presi e loro sono arrivati lì, proprio. Sì, ma è un problema irrisolvibile, perché sì, è la stessa cosa, cioè noi abbiamo anche una fortuna rispetto a altre località o altri paesi, per tutta una serie di circostanze. Noi vediamo il nostro problema, che comunque pensiamo sia un problema importante, ma da altre parti è molto più presente, molto più significativo. Comunque rispetto a questo noi stiamo cercando con i vigili urbani, stiamo cercando di controllarlo, però più di così non riusciamo a farlo. Noi dobbiamo solo ridimensionare il problema, non riusciamo a toglierlo. La nostra preoccupazione è che più va avanti la crisi, più problemi ci sono e più aumentano queste situazioni.